Da oggi al via le nuove disposizioni per le scuole elementari, le scuole d'infanzia. Ne parliamo con il dirigente scolastico dell'Istituto Rita Levi Montalcini, il professore Luigi Costanza. A seguito dell'ordinanza contingibile numero 5 del Presidente della Regione, onorevole Musumeci, da lunedì le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado effettueranno, come anche del resto le scuole superiori, la didattica a distanza, atteso che le scuole saranno chiuse. Per quanto riguarda le scuole del primo ciclo, da lunedì fino a sabato ci sarà la didattica a distanza, mentre proseguiranno regolarmente le attività per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Noi come Istituto Rita Levi Montalcini siamo preparati perché già è stata approvata sia in consiglio dell'istituto che in collegio docente la didattica digitale integrata, quindi da lunedì proseguiranno le lezioni in remoto con gli alunni che seguiranno le lezioni a distanza, per cui siamo preparati sperando che questo periodo possa terminare nel più breve tempo possibile, quindi entro la fine della prossima settimana poi riprendere regolarmente le lezioni, perché le lezioni in presenza sicuramente hanno tutt'altra valenza che rispetto alle lezioni a distanza. Preside, il momento coincide anche con le iscrizioni del nuovo anno scolastico, con i vostri 8 plessi. Ecco, in questo caso che consiglio dare a chi si vuole iscrivere? Ma il consiglio, l'Istituto Rita Levi Montalcini è un istituto ormai intessuto nel territorio di Agrigento, come diceva lei è composto da 8 plessi, ai quali quest'anno si sono aggiunti altri 3 plessi, visto che per le distanze Covid abbiamo ridotto il numero degli alunni nelle varie aule. Per cui dico, il mio istituto è un istituto che dà un'ampia offerta formativa, già abbiamo avuto le numerose richieste e già delle iscrizioni già fatte, perché la data di inizio è stata fissata al giorno 4, già ripeto noi abbiamo avuto diverse richieste di iscrizione, quindi sicuramente siamo fiduciosi che della proposta che noi stiamo portando avanti e soprattutto della fiducia che le famiglie ci stanno dando ormai da diversi anni, atteso che la nostra è una popolazione che supera quasi 1200 alunni.